Un saluto a tutti gli intervenuti e un saluto ai gentili telespettatori di Teleacras. Questa sera, come molti di voi sanno, abbiamo Marco Mancassola con quest'ultimo suo meraviglioso lavoro, Non saremo confusi per sempre, ma prima di addentrarci in quello che è l'argomento meramente letterario, io volevo lasciare la parola intanto a chi ha voluto questa manifestazione, a una nostra istituzione, ma se vogliamo è anche un'anti-istituzione, dato che più che politico si definisce antipolitico. Lasciamo la parola al vice sindaco Massimo Muglia che farà gli onori di casa. Grazie. Grazie Gero, grazie a tutti voi. Un saluto particolare a tutti voi, ai telespettatori, in questo caso al nostro graditissimo ospite Marco Mancassola. Io come se lo conoscessi già, perché Gero mi ha tanto parlato di lui, mi ha parlato anche del suo valore, della sua prosa. Ho avuto occasione di non di leggere il libro perché non me ne hanno dato la possibilità, ma lo farò me lo farò presto. Di leggere qualche pagina, ed è vero quello che diceva Gero, Marco riesce a trasferire in termini leggeri, fiabeschi, leggeri nel senso migliore della parola, lineari, delle vicende che invece sono delle vicende pesanti, storiche, di cronaca del nostro paese. È un libro che ho visto già leggibilissimo, che è di uno degli autori che certamente, di cui certamente sentiremo parlare. Io dicevo, Marco, già che le scelte che abbiamo fatto con Gero, ma anche con Amedeo, le abbiamo fatte quasi sotto forma di scommessa. Noi riteniamo che voi sarete, no, è questo l'auspicio, è vero Gero, i letterati più in voga dei prossimi 10, 20, 30, 40 anni, non so. E abbiamo scommesso su di voi. La nostra è una scommessa è che siamo sicuri di vincere, e siamo sicuri di vincere anche su di te. Io, da padrone di casa o vice padrone di casa, devo dire che abbiamo unito a questa rassegna di letteratura altre cose. Abbiamo unito le altre volte anche la musica, e della musica eccellente, ma abbiamo unito anche dei posti assolutamente straordinari della nostra città, dei posti che spesso gli agrigentini non ricordano, o dei posti che anche se li vedono non si accorgono di quanto sono belli. Abbiamo scelto 5 posti assolutamente unici, lo dicevamo poco fa. Abbiamo scelto il chiostro del Palazzo dei Filippini, il chiostro del Palazzo dei Domenicani, Casa San Filippo, una bellissima balconata sulla Valle dei Templi. Oggi abbiamo scelto questo posto, il chiostro dei Cistercensi, dei posti che uniscono arte, memoria storica e religiosa di questa nostra terra, ma che hanno un valore importante per noi. Ecco perché siamo qui. Qui, oltre ad essere nel chiostro dei Cistercensi, accanto a una delle chiese più antiche della Sicilia ancora in uso, abbiamo alle spalle il Museo Archeologico Regionale, fammi fare un po' il padrone di casa, dove è presente una collezione di vasellame greco, una delle più straordinarie del mondo, superiore anche a tante collezioni nei migliori musei d'Europa. È un posto che ti consiglierei subito dopo, in maniera fugace, di visitare, perché siamo all'eccellenza assoluta per per il settore dell'arte greco-romana e punica. Ma abbiamo anche un'altra bellezza che le telecamere non faranno a meno di riprendere, anche questa è una straordinaria balconata sulla Valle dei Templi. A seguire abbiamo l'Ecclesiasterion. Il luogo è se lo guardiamo sembra un teatro greco, dove si riuniva l'assemblea cittadina dell'antica Cragante, e dietro le nostre spalle dove si riuniva invece il Buleuterion, ovvero l'assemblea dei nobili della città, un po' il Senato e la Camera diremmo noi oggi, però di valore superiore a quello che abbiamo oggi considerato il nostro pessimo personale politico. E allora noi ti accogliamo con grande soddisfazione in questo luogo, scommettendo su di te, se ci consenti. Un ringraziamento sempre a Gero D'Amedeo, e spero che questa rassegna, questo è il penultimo appuntamento,
possa non essere una meteora e possa continuare anche nei mesi e negli anni che verranno. Noi ce la mettiamo tutta, non abbiamo, dicevo l'altra volta, voluto fare soltanto spettacoli, non abbiamo voluto fare soltanto teatro, ma abbiamo voluto anche fare letteratura, e questo ci sembra una maniera intelligente. Abbiamo grandi riscontri televisivi, la gente si appassiona di queste presentazioni e per noi è soprattutto come dire, un vanto, perché vuol dire che in questa città comincia a crescere veramente, come dicevo io, restituiamo un'anima culturale a questa città. E questo accade, Marco, perché qui tanti giovani sono ritornati alla cultura nel senso vero della parola, molti ce li hai anche in questa sala senza tetto, te ne accorgerai tu stesso, e questi giovani sono il nostro vanto ma anche la nostra speranza. Non voglio aggiungere altro, passo il microfono a Gero che gestisce i lavori. Grazie a tutti voi. Grazie a te Massimo. Hai detto bene, perché ovviamente tutto questo dalla proposta iniziale è stato conseguenziale pensare che si dovesse passare subito a focalizzarsi su quello che deve essere, se deve essere una ripartenza deve essere da quelle che devono essere le nuove leve, quindi pensare agli under 35 non è stato casuale. Poi si parlava con Marco di quello che è un fenomeno letterario di cui molto si discute in Italia, che sono i cosiddetti TQ 30-40, generazione TQ. È un fenomeno di cui magari parleremo più tardi, perché Marco è uno di quegli scrittori che ha partecipato anche attivamente alle discussioni, e sono interessanti i risvolti critici su quello che succede oggi in Italia in letteratura. Ora però, prima di addentrarci nel vivo di questa serata, dato che la letteratura passa attraverso la parola scritta e la parola scritta diventa parola orale, come facevano gli Aedi o gli antichi poeti, ora vorremmo che lo stesso autore vi introducesse in quello che è il cosmo di questo Non saremo confusi per sempre, leggendovi un passo direttamente da uno dei 5 racconti, se non sbaglio quello dedicato a un fatto a noi vicino, che è quello del piccolo Giuseppe Di Matteo. Quindi invito Marco Mancassola a avvicinarsi al leggio, fategli un applauso, e a leggerci il primo passo di questo racconto. Ci sono 5 movimenti in questo libro. Ci siamo? 5 movimenti in questo libro che si intrecciano e si susseguono, e uno comincia così. Si intitola Un cavaliere bianco. Un giorno quest'uomo finirà sui telegiornali, scortato da poliziotti nascosti da passamontagna, e allora la gente vedrà un tizio di aspetto mediocre, con una barbetta dall'aria poco pulita e la cintura dei pantaloni che stringe sotto la pancia. Lo chiamavano Scanna Cristiani ed era il boss di San Giuseppe Iato, un paese vicino a Corleone, nell'isola più grande del nostro mare. E si poteva scommettere che quel soprannome, Scanna Cristiani, non fosse proprio casuale. In seguito, quest'uomo di aspetto mediocre, bruttino e con la pancia, avrebbe riconosciuto di aver commesso o commissionato, nel corso della sua carriera, un discreto numero di omicidi, un numero tra i 100 e i 200. Insomma, un sanguinario capocriminale, che adesso, molto prima di venire arrestato, nel pieno del suo regime da malvivente, aveva un problema. Era il 1993, e un suo ex amico, un certo Mezzonaso, si era venduto alla polizia. Il venduto stava facendo una serie di rivelazioni sulle attività dello Scanna Cristiani. Soprattutto stava facendo rivelazioni a proposito di una strage alla cui realizzazione avevano preso parte entrambi l'anno prima, quella in cui avevano ammazzato un famosissimo giudice con la moglie e gli uomini della scorta, la strage di Capaci. Quella che aveva sconvolto il paese, la strage che tutti ancora ricordiamo. La polizia nascondeva Mezzonaso in qualche luogo lontano e lui parlava della strage di Capaci, di altre faccende. Era davvero un problema. Se solo avessero saputo dove si trovava. Lo Scanna Cristiani e altri ex amici dell'isola lo avrebbero volentieri messo a tacere. Questi signori erano decisamente scocciati
Secondo quanto riferirà più di un testimone, erano così scocciati da aver preso l'abitudine di riferirsi a lui, con la gentilezza che li distingueva, come a quel pezzo di merda. Lo Scanna Cristiani, il più furioso di tutti, sapeva che l'esempio del pezzo di merda rischiava di ispirare ulteriori pentiti. Bisognava fermarlo al più presto. E pensare che un tempo erano stati amici. Addirittura lo Scanna Cristiani era stato il padrino al battesimo del figlio di Mezzonaso. Su tutta l'isola l'estate sfumava come un debole incantesimo. Gli ultimi bagnanti solitari sulle spiagge e le pianure seccate dall'autunno nell'entroterra. Giacimenti di lava ribollenti nel sottosuolo. Fu indetta una grossa riunione a cui parteciparono lo Scanna Cristiani, altri capi dell'isola e persino lo zio Franco, un eminente capo dei capi. Alla riunione furono tutti d'accordo sul fatto che bisognava agire contro Mezzonaso, bisognava convincerlo a ritrattare. Era un giorno di novembre, un martedì. Un sole bianco posava la sua carezza sugli ulivi, sui campi di limoni, sugli aranceti odorosi. Un giorno di novembre. Il figlio di Mezzonaso aveva 12 anni e non vedeva il padre da tempo. Andarono a prenderlo 3 uomini vestiti da poliziotti, con un lampeggiante della polizia montato sulla macchina. Si presentarono al maneggio dove il ragazzino stava cavalcando. Amava i cavalli. Si presentarono e chiamarono il suo nome. Non lo avevano neppure mai visto. Il ragazzino vide 3 poliziotti e si fece avanti. Gli dissero che erano qui per portarlo da suo padre. Secondo quanto racconterà più tardi uno di loro, un futuro pentito conosciuto come il Pelato, il ragazzino si fidò. Lo caricarono sulla macchina, gli dissero di nascondersi, di non farsi vedere da fuori. Lo avrebbero condotto dal padre in un luogo segreto e il ragazzino si nascose e la macchina sgommò via. «Sei contento che devi andare da papà?» «Ah, papà mio», rispose il ragazzino ignaro, ingenuamente felice, sempre secondo il successivo racconto del Pelato. Li seguiva una macchina d'appoggio con altri 2 appartenenti al comando, armati di pistole e Kalashnikov contro ogni imprevisto. Ma non ci furono imprevisti. Il sole che splendeva, il profumo degli agrumi. La Fiat sgommò via e nessuno li ostacolò. Nessuno venne a salvare il ragazzino. Il giorno in cui vidi il suo banco vuoto, qualcosa in me cambiò per sempre. Anni dopo una compagna di scuola avrebbe scritto queste parole. Le avrebbe scritte in un libro di un certo successo. Il libro, un romanzo autobiografico a fumetti che vincerà premi e commuoverà lettori, sarà un documento utile per ricordare la storia del ragazzino rapito e in copertina avrà proprio questa immagine, un banco vuoto. Silvia che rimane a fissare il posto del compagno, chiedendosi dove sia finito. L'attenzione di Silvia non era casuale. Nel libro confesserà: in classe lo sapevano tutti che ero invaghita di lui. Per le volte che ero arrossita davanti a lui o per le volte che ero rimasta a mordermi il labbro dopo che mi aveva rivolto la parola. Succede così. Hai 12 anni, vai alle medie, ci sono le tue amiche, c'è un compagno per il quale hai una timida predilezione, poi, a un tratto, la stranezza del suo banco vuoto. C'era il sole, un accecante sole di novembre, nell'aria i profumi dell'autunno tiepido, dalla costa, l'aroma salino del mare. Silvia ricorderà che Loredana, la sua migliore amica, venne a chiamarla per uscire in cortile. Era l'intervallo. Loredana sgranocchiava da un sacchetto di patatine e le chiedeva di uscire in cortile. Sembrava tutto talmente normale. Perché allora si sentiva così tesa? Nei giorni successivi il banco restò vuoto. Iniziai a capire che non c'era nulla di normale. Scriverà sempre anni dopo, in quel libro celebre e sofferto. Grazie a Marco Mancassola. Ecco, questo è l'inizio, l'incipit proprio del racconto Il Cavaliere Bianco, che è dedicato proprio, non è stato letto a caso, a parte che è un racconto bellissimo, ma tutti e 5 penso che tutte e 5 queste narrazioni siano di rara bellezza.
Questo è proprio dedicato al caso del piccolo Giuseppe Di Matteo. Ora io tra un po' con Marco ci addentreremo un po' nel corpus di questo libro, in come è nato, in qual è stata la sua gestazione e nel perché di alcune tematiche. Io prima però volevo lasciare un attimo la parola ad Amedeo, che insieme a me ha scelto questo insieme a tutti gli altri 5 libri per appunto avere un suo punto di vista, dato che Amedeo vorrà dare il suo punto di vista da libraio oltre che da lettore, ovviamente. Prego Amedeo. Grazie a tutti, buonasera. Siamo in una cornice incantevole, il posto bellissimo. Sono felicissimo di avere qui questa sera Marco, che è un autore che non ho avuto il piacere di conoscere personalmente quando sono andato via da Minimum Fax. Lui è arrivato in Minimum Fax subito dopo che io sono andato via, ma avrei voluto promuovere il suo libro, che ho avuto modo invece di leggere poco dopo che uscì e che ho trovato bellissimo, come tutti gli altri libri che ho letto e ho consumato scritti da lui. Non saremo confusi per sempre ha un titolo forte, toccante, di grande penetrazione affettiva ed emotiva. Così come ho trovato toccanti, originali racconti che Marco ha saputo scrivere con una penna eccellente. Ha fatto un lavoro di assoluto livello, prendendo alcuni casi di cronaca e trasformando la cronaca grazie alla fiction letteraria, in alcuni affreschi e alcuni ritratti, in alcuni momenti dalla poesia e dall'irismo, così come ha avuto modo in questo momento di dimostrarci, e così come ho trovato livelli altissimi, per esempio nell'ultimo racconto, un racconto dedicato a Federico Aldrovandi, un ragazzo morto susseguentemente ad un pestaggio da parte della polizia, dal titolo Un ragazzo fantasma. In effetti Marco è stato bravissimo nella cronaca a sotterrare quasi completamente la cronaca, grazie alla sua sensibilità narrativa, facendo anche riferimento e utilizzando alcuni espedienti narrativi straordinari. Mi viene in mente il veliero sotterraneo che soccorre Alfredino Rampi, che è un'invenzione letteraria di livello strepitoso, così come è bellissima l'immagine anche a livello letterario del fantasma che cerca di andare in soccorso a questo ragazzo giovane, solo, indifeso, colpito dalle manganellate violente della polizia. Ecco, questo è un libro che per alcuni versi, per me che amo leggere, amo alcuni scrittori che sono anche la condivisione, credo anche di Marco o di Gero che legge parecchio, che mi ha ricordato molto uno degli scopritori del reportage narrativo americano che si chiamava David Foster Wallace, che in alcuni momenti di questo libro trovo come richiamo in maniera eccellente. Marco Mancassola per me è un po' il David Foster Wallace italiano, è colui che è riuscito attraverso la sua narrazione, la sua prosa, che in alcuni momenti può sembrare cruda, in altri momenti appunto è lirica, è riuscito a creare un perfetto mix delle due componenti. E in questo libro questo richiamo a una cosa divertente che non farò mai più di Wallace, o mi viene in mente alcuni saggi che Wallace scrisse in Se consideri l'Aragosta, in cui la finzione e la cronaca e la pura realtà vengono insieme, messi insieme dall'autore in maniera magistrale. Trovo Non saremo confusi per sempre un libro che doveva fare parte di questa rassegna. È un libro che ho amato moltissimo quando l'ho letto circa 3 mesi fa, e che ho avuto modo di rileggere in questi giorni un poco più di 2 ore.
La sua narrazione è così, ti prende, ti abbraccia e ti porta fino alla fine del racconto, facendoti emozionare, facendoti vibrare la pelle per le descrizioni anche che Marco riesce a dare, così come vi ha mostrato in un piccolo frammento letto da lui. Grazie Marco, grazie all'editore che ha avuto il coraggio di pubblicare questo libro. Grazie Amedeo. Io ovviamente non posso che essere d'accordo con quanto ha detto Amedeo. Probabilmente questo, noi quando abbiamo scegliere dei libri, ovviamente per una rassegna non è qualcosa di facile, che fa imposti un parametro che può essere l'età, già è un buon criterio descrittivo. Beh, a parte il fatto che vi riveliamo, noi come nelle Under 21, nelle nazionali chiami un fuoriquota per le Olimpiadi, ecco noi abbiamo il nostro fuoriquota qua di poco, fuoriquota di 35, però noi avevamo deciso di chiamare il fuoriquota, lo chiami proprio per la qualità assoluta del fuoriquota, e quindi Marco Mancassola c'era secondo noi l'urgenza di chiamarlo. Come ha detto Amedeo, questo è un libro che attraversa più generi, no? Perché se vogliamo c'è del reportage l'assoluta esigenza di verità, dato che Marco Mancassola non disattende a quello che, se vogliamo, la veridicità delle singole storie, lo statuto di verità di ogni singola storia, lo condisce con degli espedienti narrativi, più che condirlo lo affronta tramite degli espedienti narrativi assolutamente funzionali alla storia. Ecco, già dal titolo, che è qualcosa di estremamente suggestivo, potete un attimo intendere quello che c'è, il topic, quello che è lo spirito che forse attraversa questo libro. Questo libro è attraversato forse fra le sue costanti principalmente da quello che è il caos, la caoticità che permea la nostra esistenza. I fatti di cronaca possono essere affrontati per vari motivi, spesso c'è l'esigenza storica, no? Ma l'esigenza storica di ricostruzione è limitante se non si riesce a ricavare un significato altro. Pensiamo un attimo al nostro vicino di casa Leonardo Sciascia, no? Prendeva dei fatti di cronaca come la scomparsa di Majorano, l'Affermoro, e lui li utilizzava come apologhi veri e propri tramite i quali reinterpretare altro della verità. Lui arrivò a teorizzare la presbiopia della memoria nella società italiana, nell'Affermoro, arrivò a universalizzare da casi singolari assolutamente dei valori universali che permeavano fortemente la società italiana. Bene, Marco Mancassola qui riesce a racchiudere in quelli che sono 5 casi scottantissimi della cronaca italiana, che attraversano 30 anni circa, gli anni 70 fino alla metà di questo primo decennio. Li affronta con uno stile quasi disincantato, mentre Sciascia andava lì con la chiave e il grimaldello del raziocinio illuminista, invece Marco Mancassola è quasi disincantato nel modo di narrare, riesce a rendere lievi tutte le tragedie che permeano questo libro, spesso salva i suoi personaggi, li salva o attua una catarsi ai personaggi e alle storie. Non saremo confusi per sempre, forse questa frase è significativa perché in un modo o nell'altro è la frase che viene detta nell'ultimo racconto da uno dei personaggi, e forse questo non essere confusi per sempre è un auspicio in contrapposizione al caos che permea la nostra società. Vorrei aggiungere le nostre generazioni. La nostra è una generazione a cui ci rivolgiamo, le generazioni più giovani, perché sono generazioni confuse, sono generazioni prive di guida, sono generazioni che attraversano il marasma di questo tempo. Un tempo che non è facile dal punto di vista lavorativo, sociale, in cui sono crollati i modelli, in cui sono crollate le ideologie. Una volta molti di voi che sono di generazioni più vecchie hanno avuto il Partito Comunista, hanno avuto i grossi blocchi, il pentapartito. Noi ci troviamo davanti a una situazione estremamente frammentaria. Ecco, quindi il modo lieve con cui Marco Mancassola in fondo ha secondo me sotteso quelli che sono dei messaggi di un'intera nazione che hanno portato a quella che è la situazione attuale, è una prova di grande lucidità e al contempo di grande raffinatezza. Ora,
A parte questo, io infatti vorrei chiedere a Marco come è nata l'idea, l'esigenza di un libro del genere, qual è stata quindi la gestazione di quello che io spesso chiamo il cosmo narrativo, che precede poi il cosmo del libro scritto. Il libro di fatto è cominciato quando mi sono imbattuto in due storie di cui non sapevo che erano intrecciate, che erano di fatto la stessa storia. Da una parte c'era lo studente tedesco Dirk Hammer, che nel 1978 riceve una pallottola di fucile mentre dorme su una barca all'isola di Cavallò, e 100 giorni dopo, poco più, muore. Chi aveva esploso quella pallottola pare un principe italiano, no? L'erede del trono d'Italia. Dall'altra c'era un'altra storia, che era quella di un medico tedesco che ha sviluppato una teoria alternativa per il cancro e più in generale per la malattia, dicendo che la malattia origina sempre da un trauma emotivo che le persone si portano dentro, e dunque più ancora che preoccuparsi della cura dei sintomi bisogna capire come curare quel trauma. Medico eretico, perché comunque le persone che seguono le sue teorie a volte fanno una brutta fine, insomma, si è tentato di arrestarlo, è fuggito di qua e di là. Conoscevo queste due storie, non sapevo che erano la stessa storia, perché il medico è il padre di quello studente ucciso, ferito e poi morto, e che questa sua teoria nasceva proprio da lì, dal trauma di aver perso il figlio. Ora, è difficile dire come e quando nasce il click nella testa di un narratore affinché si vada verso la gestazione e la nascita di un libro nuovo. So che quando ho fatto il click di queste due storie ho pensato che volevo scrivere qualcosa su questa vicenda, e con una di quelle piccole spinte che il caso a volte ci dà, proprio in quei giorni mi fu chiesto un reading di un testo inedito in un grosso auditorium vicino a Venezia, e pensai di scrivere quella storia. In una settimana la scrissi, la lessi, mi sembrò che il pubblico restasse molto colpito, e da lì cominciai a pensare che forse quello schema, cioè di raccontare una storia vera che era successa, molto traumatica, ma anche aggiungerci qualcosa, reinventarla, metterci dell'invenzione per dare a quella storia quasi un senso che nella realtà non ha avuto, una catarsi, dicevi tu. Ecco, quello schema forse era ripetibile. Da lì è nata alla fine l'idea di fare un libro tutto così, 5 storie narrate con questo schema, 5 storie che io li chiamo movimenti perché in qualche punto anche si incrociano, è una cosa un po' a metà tra una raccolta di racconti e un romanzo, chiamiamola così. E le altre sono quelle altre storie narrate, sono quelle che sono state raccontate, che sono state accennate, c'è Di Matteo, il bambino sciolto nell'acido, c'è Alfredino Rampi, c'è Luana Englaro, c'è Federico Aldrovandi, tutte storie di morti molto traumatiche per chi ovviamente ha vissuto la vicenda, ma anche per noi che le abbiamo seguite, che le abbiamo conosciute. E la cosa che più mi colpisce e che forse genera la confusione a cui accenna il titolo è che questi traumi in qualche modo ci arrivano addosso in un susseguirsi continuo, e vengono ovviamente, sono traumatici sia per il fatto in sé, sia per il modo in cui ci vengono presentati attraverso i codici dell'informazione, che sempre di più è un infotainment, no? Cioè deve vendere spettacolo, dunque suggestione, e trauma più ancora che informazione. Ecco, ci arrivano addosso, ma senza la capacità che i traumi dovrebbero avere, cioè di farci soffrire, ma poi anche di guarire, cioè senza la capacità catartica, senza la capacità di dire è successo questo, ora ci pensiamo e ne traiamo un qualche ragionamento, perché il ritmo è sempre più sostenuto e via uno ne parte subito un altro. E noi di fatto mi sembra che siamo una società, soprattutto in Italia forse, davvero drogata di trauma, cioè noi vogliamo il trauma, vogliamo accendere la TV e trovare l'ennesima storia terrificante,
questo paese ne ha avute tante, ne ha avute una dopo l'altra. E forse per questo che dopo un libro precedente che avevo fatto, che era un libro di tutt'altro tipo, che era ambientato negli Stati Uniti, riguardava l'immaginario occidentale, era più di natura pop, i personaggi erano supereroi addirittura, ecco, un esperimento narrativo di tutt'altro tipo. Volevo ritornare a un clima più italiano e ragionando su cosa significava scrivere dell'Italia, alla fine sono approdato a questo meccanismo, cioè le storie vere e alla loro reinvenzione, una reinvenzione che restituisse quella forza catartica, diciamo così, o almeno ci provasse, che invece il racconto della realtà che ci fa la TV non ha più. E questa è un po' la genesi del libro. Ecco, vedi, invece, proprio su questa confusione di cui abbiamo parlato c'è un passo del racconto che avevi iniziato a leggere prima che dà questo elemento, se vogliamo. Era la fine degli anni 90, un periodo in cui tutti ancora ballavano, c'erano le discoteche, c'erano i rave party nelle campagne fuori città, c'era musica eccitante, fragorosa, c'erano ragazzi da abbracciare, da baciare e da amare. Ogni tanto Silvia seguiva l'amica, uscivano di nascosto dal collegio e andavano a qualche festa dove lei stava in disparte, nel turbine della musica, a guardare la massa dei corpi sudati in pista. Era tutto così bello, era tutto così lontano. Ecco, premettiamo una cosa, premettiamo che Silvia è uno di quei personaggi inventati. Io prima intervistato al VG di Telegraph, non l'ho detto, ho fatto un'operazione un po' blissettiana, ho fatto finta, d'accordo con Marco, diciamo, anzi consigliando il libro che in realtà non esiste, che lui fa scrivere a questo suo personaggio. Bene, questo è un elemento appunto non casuale, è un elemento che sta attorno a un personaggio irreale, ma è un elemento tutto reale, è un elemento degli anni 90 in cui già parla di un pezzo di epoca. E in un modo o nell'altro questa bellezza, questa lontananza, questo rumore, questa massa che va addosso e che in un modo o nell'altro fagocita il singolo individuo diventa parte di questa confusione. Ecco, io volevo soffermarmi invece proprio su quella che è un'altra in effetti costante di questo libro, che è l'infotainment, è la televisione, perché il caso di Alfredino Rampi è un caso famosissimo, studiato anche alle facoltà di scienza della comunicazione come il primo grande caso di cronaca mediatica, molti di voi lo ricordano. Poi il caso di Eluana Englaro, lo sappiamo tutti, è stato un altro caso mediatico sensazionale. Nell'ultimo racconto meraviglioso di Federico Aldrovandi c'è una metafora splendida. Io vorrei fare un piccolo spoiler, tanto poi lo leggo io questo passo, quindi facciamo questo spoiler. C'è proprio questa fase in cui ci sono i fantasmi e i fantasmi vengono dirottati da questo fantasma nella casa del grande fratello, quindi davanti alle telecamere. E a un certo punto succede qualcosa che adesso non vi anticipo, però è proprio curioso questo parallelismo, che nella casa del voyeurismo assoluto a un certo punto vadano degli esseri che non possono essere visti in un modo o nell'altro, e là avviene un'altra di quelle catarsi di cui parlavo. È abbastanza contraddittorio. Io ora vorrei partire un attimo da questa metafora appunto della contrapposizione fra quello che è il voyeurismo più puro, il denudarsi, esseri umani che si denudano davanti alle telecamere, e questi fantasmi. In fondo, Marco, ho avuto la sensazione che tu abbia voluto dire che i veri fantasmi sono questi singoli soggetti che hanno quel quarto d'ora di celebrità là dentro la casa, mentre i fantasmi, che sono quelli che sono i dimenticati, tutta quella gente che aveva subito tutte quelle, diciamo, violenze, che era morta per quella violenza, fossero dei fantasmi che poi si dovevano manifestare con una forza diversa. Ecco, voglio sapere in tutto questo, nella confusione odierna, quindi la televisione e questi media, che ruolo ha, questa televisione a cui noi ci stiamo rivolgendo adesso, che ruolo ha e che ruolo dovrebbe avere? Insomma, non è una domanda facile, eh? No, ci proviamo. C'è sempre un ruolo, c'è sempre una rielaborazione in qualche modo mediatica della storia vera all'interno del libro. Cioè, in ogni racconto la parte immaginaria ha a che fare con qualcuno che rivive la storia vera, magari per raccontarla, tipo nel primo racconto, per raccontarla in una rimessa in scena teatrale,
oppure perché, come nella storia dedicata a Eluana Englaro, c'è un io narrante che è un giornalista, deve fare un reportage su questa storia per un giornale straniero e dunque va a Udine dove c'è la clinica, dove la donna sta morendo e lì si imbatte in un'altra storia. Cioè c'è sempre una forma di, nel sottofondo c'è sempre una forma di urgenza di riracconto, di racconto mediatico. Tant'è vero che anche nella vicenda invece dedicata al bambino sciolto nell'acido c'è questo personaggio immaginario che è quello della sua compagna di classe, Silvia, che crescendo rielaborerà il trauma di aver visto quel banco vuoto e l'assenza con cui è cresciuta di quel compagno di classe, raccontando la storia in un romanzo a fumetti. E mi rende in qualche modo orgoglioso il fatto che spesso alle presentazioni le persone vengono a chiedermi ma quel romanzo a fumetti dove lo trovo? L'ho cercato e in rete non l'ho trovato. E io devo spiegare che non esiste, cioè fa parte della finzione del libro anche inventare dei modi in cui quelle storie potrebbero essere state raccontate. E dunque c'è quasi un crescendo di questa ingerenza del media, della televisione, fino ad arrivare all'ultimo racconto, in cui, come accennava Gero, i fantasmi di persone morte di recente in Italia, in circostanze molto violente e drammatiche, si ritrovano, vengono tutti convogliati nella casa del Grande Fratello, come se ci fosse una sorta di ghost show parallelo. La gente da casa vede solo i concorrenti ufficiali, però i fantasmi sono lì, convivono con i concorrenti in carne e ossa. Loro stessi confusi, loro stessi non sanno perché sono stati mandati lì, fino alla fine dove non è che si spieghi chissà che, però c'è una sorta di, come dire, scintilla, una cosa che succede che permette un po' il commiato di questi fantasmi. L'idea mia era che anche nel set più vuoto, nello studio televisivo più lucido e magari anche irritante per la sua superficialità, comunque il rimosso della coscienza di una nazione persiste. Anche negli studi di Cinecittà, anche nei capannoni di Cinecittà dove sono racchiuse le persone del Grande Fratello, anche lì dentro, sotto quelle telecamere, in qualche modo vivono i fantasmi di un paese, che lì si vedono per negativo, perché non vengono rimossi, vengono negati, vengono dimenticati. Altrove invece in altre narrazioni si vedono per positivo, perché vengono evocati. Non so se volevo dire che i concorrenti in carne e ossa, la gioventù televisiva di oggi è fantasmizzata. Per me è ovvio che lo è, nel senso che non è una gioventù vera, è un aroma di gioventù, è una messa in scena di gioventù, è un feticismo di gioventù ad opera di un sistema che letteralmente divora quella gioventù, no? Quelle sono persone che non hanno null'altro da vendere se non la propria gioventù, ed è una cosa abbastanza triste. Però l'idea era soprattutto invece che abbracciati ai corpi di questi ragazzi, che noi consideriamo insomma, ragazzi perduti, ormai del tutto venduti a quel sistema, però abbracciati a loro ci sono in realtà fantasmi e altre storie. Ovunque puntiamo lo sguardo in un paese, anche nella trasmissione televisiva più demente, scorgiamo in controluce la malinconia di quel paese, i suoi rimossi e i suoi fantasmi. Tant'è vero che forse è inutile moralisticamente lamentarci tanto di una televisione che poi magari noi stessi a volte in parte guardiamo. Io non ho nulla contro la televisione come oggi, se non che dobbiamo essere consapevoli che non corrisponde a logiche di servizio pubblico, corrisponde a logiche di un servizio privato, cioè corrisponde a logiche di profitto, deve vendere qualcosa, vende spettacolo e lo spettacolo che si vende è quello più morboso e a volte schifoso possibile. Se accettiamo un'economia di mercato applicata alla televisione, accettiamo che questo. Francamente non ci trovo nulla di strano, è che dobbiamo essere consapevoli di cosa stiamo guardando, che ma non è mai la verità, è spettacolo, che è un'altra cosa. Però esattamente come, qui faccio una citazione filosofica, come il mio filosofo preferito Heidegger diceva che la tecnica è una cosa che ci disumanizza, ma che non possiamo negare, perché non possiamo fare un passo indietro. Dobbiamo attraversarla
e magari oltre ritrovare una parte di noi più autentica. E lo stesso credo sia con la società dello spettacolo. È inutile adesso pretendere di io non guardo la televisione, io non ho Facebook, io me ne sto chiuso nella mia casetta in cima a una montagna. La società è questa, lo spettacolo è questo, forse va attraversato, forse va guardato fino in fondo anche nella sua vacuità. E quei fantasmi che vanno lì alla fine per essere visti anche loro, forse per me avevano questa idea qua. A questo punto ti dico che anche se non era tua intenzione, la bellezza delle grandi opere è leggerci anche qualcosa che vada oltre l'intenzione dell'autore, e io, se ho visto una fantasmatizzazione di quella che è la generazione del Grande Fratello, i concorrenti del Grande Fratello, la vedevo soprattutto in un momento, altro piccolo spoiler questo, in cui alla fine questi fantasmi solo per un attimo si manifestano davanti agli occhi di chi li desidera, di chi ha desiderio di vederli, quindi della madre, in questo caso di Federico. E in questo caso quello che tu chiamavi i fantasmi sono il negativo di quelli, ecco, invece là quel rapporto si capovolge, si fantasmatizzano quelli che sono voyeuristicamente messi sotto i riflettori 24 ore su 24, diventano quinte, e i fantasmi attraversano invece profondamente nell'animo, come non faranno, solo per un attimo, come non faranno mai in tutti quei giorni che staranno tutti quei concorrenti, l'animo di uno spettatore. Ora io mi viene da pensare che questo è un racconto, questo finale a cui mi sono particolarmente legato, perché ti ho detto sono racconti bellissimi, ma questo mi ha dato proprio dei tremori interni che sono difficili da provare oggi, perché di libri se ne scrivono tanti, anche di libri belli, ma libri che ti scuotano internamente, forse anche con l'avanzare delle letture ci sono sempre meno cose che ti stupiscono in un modo o nell'altro. Ora io ho avuto la sensazione anche che questo stile profondamente legato alla fiaba, ha citato poco prima Amedeo, quella che è un espediente che hai usato in Alfredino Rampi, cioè quello di farlo sprofondare al centro della Terra e citare il viaggio al centro della Terra con il professor Lidenbrock, Hans e altri personaggi di questo romanzo meraviglioso. Ecco, mi viene da pensare che il fiabesco in questo era l'unico metodo possibile per realizzarlo. Ti faccio una domanda più specifica. Noi abbiamo avuto qui Paolo Sortino che ha scritto un romanzo partendo da un dato di cronaca e l'affronta in maniera diametralmente opposta. Abbiamo citato prima quella che è stata la diatriba con Raimo, che ha appunto comparato proprio queste due opere. Io voglio sapere da te però soggettivamente, in questo senso, se la fiaba è l'unico modo necessario per affrontare la cronaca e come hai dovuto approcciare ai singoli fatti, perché penso che ci si debba mettere un po' i guanti quando si affrontano delle tematiche così scottanti. L'elemento fiabesco è uscito quasi da sé. Ad esempio nella vicenda del principe, c'era un principe e cosa c'è di più fiabesco di un principe? Tanto che il racconto si intitola Un principe azzurro. Anche se quel principe azzurro non viene per portare il bacio della vita, viene al contrario per provocare la morte. Affrontando la storia di Luana Englaro, cosa c'era di più facile che non compararla a una bella addormentata? Tra l'altro mi dicono persone che lavorano nel mondo del cinema che Bellocchio sta lavorando a un film su Luana Englaro, il cui titolo di lavorazione è Una bella addormentata. Qui le idee insomma, viaggiano, sono nell'aria, no? Guardando una stessa storia, è naturale avere una stessa intuizione. E poi c'era il ragazzo che diventa un fantasma, il piccolo di Matteo che in vita era un cavaliere, un cavallerizzo, che attraverso l'immaginazione diventa una sorta di cavaliere volante, il cavaliere bianco. Ecco, pur nella varietà dei registri, perché poi ci sono, alcune delle storie sono molto realistiche, anche nella parte immaginata, altre invece vanno più verso il fantastico. Però c'è sempre questo elemento un po' fiabesco, che è appunto sia l'elemento fiabesco che c'era già nella realtà, e che in qualche modo bastava solo cogliere e rendere più evidente, sia anche una volontà interna al racconto, cioè quando adotti una logica da fiaba, pretendi da quella storia che quella storia ti insegni qualcosa, esattamente quello che non fa la cronaca.
La fiaba invece finisce sempre con una piccola morale, con una piccola epifania, con una piccola rivelazione, comunque con qualcuno che cresce, che passa a uno stadio successivo. Per cui dichiarare anche nei titoli, un principe azzurro, eccetera, che queste storie assomigliano quasi a delle fiabe, è un dichiarare che queste storie in qualche modo vanno da qualche parte, approdano a qualche crescita, a qualche piccola svolta. E poi comunque a me come narratore interessava la fiaba proprio perché è forse il genere letterario in apparenza più semplice quanto a stile, dove tutto sembra molto evidente, tutto sembra molto dichiarato, non sembrano esserci zone d'ombra, e lo stile è molto al servizio proprio della storia, no? Racconta quello che c'è, punto. Mentre tu citavi un libro prima che fa un'operazione contraria, cioè investe molto sullo stile, sulla sovraelaborazione stilistica, tanto da appunto ritrasformare la storia ma dal punto di vista linguistico più che narrativo. Mentre qui lo stile voleva essere programmaticamente piano, dolce, crudo a volte, ma come sono crude le fiabe. Qualcuno mi ha chiesto, ma qui in questo libro non si sente che sei tu, non si sente la tua scrittura rispetto ad altri libri. E io ho detto, bene, esattamente quello che doveva essere. Cioè qui si dovevano sentire solo quelle storie e al limite a tratti le voci dei personaggi, dei protagonisti. E poi questo misto di crudezza, di atrocità e di dolcezza e di desiderio in qualche modo di abbraccio, che è l'abbraccio del cuscino morbido che ci accoglie dopo una fiaba della buonanotte, era esattamente la cifra emotiva che volevo raggiungere, proprio questo saltare continuamente dall'abisso alla dolcezza, alla morbidezza, del ritrovarsi tutti intorno a una stessa storia. Bene, ora Marco, ti sottoponiamo a quelli che sono i nostri, diciamo, giovani critici, perché noi in questa rassegna abbiamo voluto coinvolgere e degli autori giovani, ci sono stati anche dei musicisti e degli attori, ahimè per ragioni troppo vicine al Ferragosto, oggi abbiamo avuto defezioni a destra e a sinistra, però non abbiamo avuto defezioni da parte dei nostri critici. Io comincerei dal nostro più giovane, Loris Magro, che ha una sua attività letteraria con l'associazione Asterischi. Prego Loris, vieni a sedere, e lui ti sottoporrà la prima domanda. Appunto, questi ragazzi sono delle giovani menti agrigentine, sono dei giovani molto validi e noi speriamo che in questa rassegna appunto possano in questo senso confrontarsi con quelli che sono degli scrittori o affermati o che si stanno affermando e che possano in un modo o nell'altro dimostrare quello che è l'assunto principale di questa rassegna, cioè che queste generazioni più giovani, le figlie del benessere, le abbiamo chiamate, hanno ancora qualcosa da dire. Prego Loris. Grazie. Io volevo soffermarmi ancora su questo discorso del fiabesco come modo di narrare la realtà. Accanto alla fiaba hai sperimentato di recente anche un altro genere che appartiene all'immaginazione, cioè quello della storia dei supereroi. Con la vita erotica dei superuomini hai fatto in un certo senso la stessa operazione, hai raccontato la realtà attraverso una patina di irrealtà o di sovrarealtà. Un'altra cosa a cui abbiamo accennato ora è quella dello spettacolo, anche lì effettivamente c'è un avvolgere il mondo reale, la cronaca di qualcosa che poi si rivela per essere finto in un certo senso. Quello che vorrei chiederti è se è questo l'unico modo oggi per narrare la realtà senza renderla troppo cruda, troppo scabra, troppo difficile anche agli occhi del lettore. Non mi sono mai interrogato su questo, può darsi. Tu hai usato una parola perfetta, avvolgere. Io credo che lo spettacolo faccia proprio questo, è come un cioccolatino. Lo spettacolo avvolge la realtà e la realtà è come se fosse il ripieno del cioccolatino, ma fatalità è un ripieno che nessuno vuole trovare, che nessuno vuole assaporare, perché siamo tutti troppo eccitati da quello che ci sta intorno.
Non è tanto l'idea che a quel punto quello è l'unico modo per fare arrivare qualcosa, ma è l'idea che quello è comunque il modo in cui sperimentiamo la realtà oggi, cioè avvolta dal cioccolatino, avvolta dallo spettacolo. Lo sa chi lavora in una redazione, ad esempio, no? E torniamo sempre lì, e sa che rispetto a una notizia non ci si chiede la sua importanza, ma la sua notiziabilità, cioè in qualche modo tradotto il suo essere appetibile, il suo essere cioccolatinosa, il suo essere in qualche modo anche spettacolare. Anche qui è molto facile cadere nel moralismo rispetto a queste cose. Cerco sempre di guardare i fenomeni come con un certo distacco e dire questo è il modo in cui le cose vengono percepite oggi, a volte sempre da una patina di spettacolo. Se io voglio raccontare il mio tempo, la cultura, il luogo, il tempo, l'epoca in cui vivo, in qualche modo dovrò anche, come dire, assorbirne il linguaggio, assorbirne certe ossessioni e contraddizioni. E la scrittura a volte, quando scrivi, ti rendi conto che esattamente come la tua voce, non è detto che la tua scrittura sempre ti piaccia, esattamente come la voce con cui parli, che a volte ti sembra vada bene, a volte ti sembra troppo stridula o troppo artefatta. La scrittura però in qualche modo è una voce che deve risuonare e che deve avere un suo accordo con ciò che tu senti intorno. Per cui alla fine per me scrivere significa tradurre il modo in cui mi sembra che il mondo intorno a me sia. E rispetto a questo inventare delle storie, o reinventare in questo caso, delle storie che mi servono a fare questa operazione. Passare una nota, passare un sentire. Ecco, il sentire di oggi è tutto lì, è spettacolare, è drogato, come dicevo prima, è stordito. A dirlo non sembra proprio una gran bella cosa, però in qualche modo è il modo in cui si forma la nostra coscienza oggi, attraverso news televisive, tweet, aggiornamenti su Facebook, la nostra coscienza rispetto alla realtà, intendo, e la nostra capacità di capire che cos'è la realtà. Nel primo racconto a un certo punto c'è il narratore confessa un equivoco molto ingenuo. Dice, siccome si parla di principi e di re, dice che avevo sempre pensato che la parola realista significasse che si parteggia per il re perché il re era la stessa cosa della realtà, no? Cioè come se il re fosse il garante di una realtà, per questo si dicesse realista, che significa sia pro re che pro realtà. Invece non è così, no? Il doppio significato viene da percorsi diversi, non c'entrano nulla. Però sarebbe bello se ci fosse una sua realtà, un garante della realtà, qualcuno che ci dice che questa è la realtà, questo è il modo in cui dovresti sentirla, questo è il modo in cui dovresti preoccuparti per la realtà. Penso ad esempio a qualcosa di molto recente che ho visto da vicino, visto che ultimamente vivo a Londra, e ho visto come sono passati sui media le notizie delle rivolte, no? È difficile dire quelle rivolte esattamente che significato hanno avuto, perché media diversi le hanno raccontate con accenni molto diversi, no? Si va dai ragazzini annoiati che hanno fatto shopping al preannuncio della rivoluzione mondiale, a seconda di chi ce lo racconta. Ecco, in questa pluralità di racconti, dov'è la realtà? Ma non intendo la verità, intendo proprio la realtà, cosa è successo e come mi sento io rispetto a questa realtà. Tutto questo per dire che per me un modo per rimettere un po' ordine, ristabilire una bussola è scrivere e tracciare linee narrative all'interno di questa realtà. Non è sicuramente l'unico modo, forse un modo anche molto, come dire, attempato ormai, un modo un po' sorpassato, ma è sicuramente il modo più antico e forse ancora tra i più efficaci. Grazie Loris. Ora vogliamo invece chiamare, agiamo forse agiamo in ordine decrescente per
anagrafe, un ragazzo che ha esordito recentemente con il suo primo romanzo per la Giocasini Editori. Parlo di Dario Piparo, ha esordito con il romanzo Renewal, fategli un applauso. Adesso diciamo passiamo dalla nota critica ai Loris a quella invece di chi si è cimentato con una sua prima opera in campo più strettamente narrativo. Prego Dario. Sì, buonasera a tutti e buonasera anche a Mancassola. Io sempre per quanto riguarda, poi farò una domanda prettamente su Mancassola scrittore che mi interessa forse egoisticamente ma particolarmente. Per quanto riguarda sempre questo discorso della sottile patina che divide l'informazione dalla spettacolarizzazione, io non ho avuto ancora la fortuna di leggere il suo romanzo, lo farò presto, però mi accorgo che si fa quasi un'analisi, soprattutto anche qui parlandone, della realtà circostante. Per quanto riguarda invece un rimedio che si può porre, per quanto riguarda personalmente me, è come se fosse una realtà abbastanza preoccupante questa, nel senso che, come si diceva prima, come diceva lei giustamente prima, importante è sapere cosa si sta guardando. Per quei giovani incerti, come diceva Gero prima, non è facile distinguere cosa si sta guardando. Quindi i mezzi che vengono propinati ai giovani non sono forse abbastanza forti da poter suddividere la realtà, capire cosa si sta guardando in realtà. Quindi è preoccupante perché mi sembra quasi uniformarsi, un subire passivamente quasi in un'atmosfera, oserei dire, orwelliana, la realtà per un giovane che si affaccia a questo. Quindi io vorrei capire qual è il metodo per poter offrire ai giovani questo, cioè dei mezzi per poter distinguere cosa si sta guardando? Non ne ho idea, non ne ho idea e credo che intorno a una domanda così si arrovella davvero letteralmente la sorte della nostra cultura, della nostra società. Qual è il metodo per passare una qualche forma di autenticità a livello di una comunicazione di massa che invece esiste e prolifera, prospera proprio sulla rimozione dell'autenticità. C'è una contraddizione fortissima ed è tanto più forte quanto tutti noi, e credo tutte le persone, vivono oggi una forte esigenza di realtà, di autenticità, no? Lo testimonia anche il successo di invece prodotti che vanno in controtendenza, che ne so, dalla trasmissione di Saviano ai monologhi di Marco Paolini, a tanti tipi di racconti che invece cercano di andare, no, controcorrente, andare verso il neo-racconto della realtà. Tutti noi abbiamo una esigenza di realtà, di fatti, di autenticità, di guardarci negli occhi e dire ma siamo qui, siamo noi, siamo qui e ora e sta succedendo questo. Però paradossalmente nell'epoca più connessa e dotata di mezzi di comunicazione della storia umana pare che questo sia impossibile. Da narratore proprio non ho soluzioni per ora se non una fortissima, oserei dire disperata fede nel mio lavoro, nella parola, nel narrare, sia che si tratti di storie immaginarie, sia che si tratti di storie davvero successe, ma che in entrambi i casi provochino in noi sensazioni reali, ed è quella la realtà nel caso della scrittura. Non sono convintissimo di ciò che sarà della forma libro, che come sappiamo sta andando incontro a tante trasformazioni, non si sa bene se resisterà, se non resisterà, secondo me sì, ma staremo a vedere, però sono convinto della forma narrazione, che poi magari prenderà altre forme, altre strade, però la narrazione è una esigenza ancestrale. E io non ho nient'altro da opporre alla famosa confusione evocata nel titolo di questo libro, se non la mia fede, lo dico, è una parola che mi piace molto, anche se la pronuncio in maniera laica, fede proprio nella possibilità di dire ancora, nonostante tutto.
E oggi credo che il lavoro dello scrittore sia davvero a livelli paradossali mai raggiunti. Lo scrittore, quello che ci crede davvero, a parte quello che sta cercando magari di imbroccare i bestseller, anche quello lavoro più che legittimo, però lo scrittore che sta provando a ragionare su cosa sia o non sia la letteratura oggi, è quel matto che cerca di spingere una parolina in più dentro un mondo già super saturo di parole, di immagini, di suggestioni, di storie in vendita, o letteralmente di spingere un libricino in più, cosa sono? Un centimetro, dentro uno scaffale già molto molto pieno e intasato. Per pensare che ne valga la pena, appunto, bisogna essere un po' matti o avere molta fede. Grazie. Poi non vorrei rubare troppo spazio, però per così sul Mancassola scrittore, esula un po' il discorso da quello finora trattato. Io mi chiedo come hai vissuto il periodo dove eri più un aspirante che uno scrittore, cioè gli esordi. Qual è la spinta emotiva che ti ha portato a crederci sempre? E poi riguardante, oltre allo scrittore, anche l'ambito scrittura, come dicevi prima, la notiziabilità, cioè anche queste dinamiche di marketing che vengono introdotte anche nell'ambito letterario, che dovrebbe essere teoricamente illibato da queste logiche. Cosa manca alla letteratura italiana contemporanea ad oggi? No, non è affatto illibato il settore editoriale, no? Anzi credo sia tra i più cinici e confusi settori commerciali oggi esistenti. Dove tra l'altro sappiamo che un libro ha una vita media sempre più vertiginosamente breve e la cosa buffa è leggere l'ennesima intervista dell'ennesimo luminare, insomma, un po' in là con gli anni, che si lamenta del fatto che non esistono più scrittori giovani e tu gli dici ma forse avete seminato anche un po' di sale, no? In questo terreno. Però tu mi chiedi degli esordi. I miei esordi sono stati letteralmente 10 anni fa. Già allora non ero totalmente digiuno di ambiente editoriale perché avevo partecipato a un'antologia e stavo già a mia volta lavorando in una casa editrice che si chiama Meridiano Zero ed è basata a Padova, la città dove vivevo al tempo. Per cui ecco, mi sapevo un pelo muovere tra le persone di quell'ambiente, quantomeno della piccola editoria. Quando ho avuto il mio primo libro ho tentato con un grosso editore che mi ha detto sì, ma poi mi ha tenuto lì fermo 1 anno e mezzo. Alla fine sono uscito con un piccolo editore che ha saputo decretare il successo di quel libro e poi sono tornato alla grande editoria, come dire, già un po' da vincente, già da uno che aveva vinto una piccola scommessa. Erano già tempi molto diversi. Cioè tempi in cui vendere 10.000 copie non era una cosa così impossibile per un libro di letteratura anche giovane che non fosse la roba, come dire, già predisposta dai servizi di marketing, no? Tempi in cui l'esordio di un autore serviva alla lettera come esordio, cioè non è come oggi che l'esordiente è celebrato ma soprattutto consumato e chi se ne frega di cosa farà con il secondo libro, no? Sappiamo tutti che il secondo libro non potrà mai bissare quel successo e finirà probabilmente una carriera a scendere, a meno che non sia molto bravo a reinventarsi. Non c'era quell'ansia di consumare le opere e soprattutto gli scrittori. Oggi è tutto molto più estremo, il mercato peraltro è diventato più cinico perché è anche molto più ristretto. La polarizzazione è molto più estrema, cioè mentre una volta c'erano tanti libri che potevano vendere nella fascia media, adesso ci sono tanti libri che non vendono nulla e 3-4 libri che vendono sopra 1 milione di copie, no? Si è allargata una forbice. I lettori sono più confusi che mai, nel senso che vanno in libreria, non sanno a cosa accostarsi e pescano dalla pila dei libri che vendono già. Dunque ci sono tante dinamiche che tendono comunque a schiacciare, un po' a frullare l'avventura di qualcuno che inizia a scrivere.
Ecco, io non mi fiderei del fatto che gli editori negli ultimi anni hanno avuto questo entusiasmo per gli editori esordienti, lo trovo una forma molto, molto consumistica di approccio. Però credo che ci sia ancora spazio, se non altro perché anche i grossi editori hanno dei problemi di coscienza e sanno che quantomeno per rispettare la loro missione ogni tanto qualche libro decente lo devono mandare sugli scaffali. Questo credo sia il rimorso su cui io ho vissuto negli ultimi 10 anni, strappando qualche contrattino qua e là agli editori. E tuttora, voglio dire, al di là di come funziona il mercato, che è davvero in una situazione tremenda adesso, però le singole persone spesso, sorprendentemente, sono persone in gamba, come dire, che hanno a cuore, che hanno ancora un po' di coscienza e che non aspettano altro che di vedersi sul tavolo il libro di qualcuno di promettente, insomma. Poi ecco, un'altra cosa, complicazione però, è che nessuno ha più il tempo di lavorarci su qualcosa di promettente, cioè o arriva già pronto oppure no. Mentre una volta l'editore era anche quello che si prendeva un autore che poteva crescere, che magari non era ancora pronto per pubblicare, ma aveva qualcosa di interessante e lo faceva crescere, lo faceva da palestra. E magari dopo 2, 3, 5 anni questo autore usciva davvero con un libro importante. Adesso questo lavoro non si può più fare perché non c'è tempo, perché non ci sono le risorse, perché anche gli editori, chi lavora nelle case editrici ha sempre l'acqua alla gola. Davvero, cioè a Milano, nelle case editrici milanesi si lavora davvero fino alle 9 di sera, non solo perché sono milanesi fissati, ma perché c'è davvero l'acqua alla gola e chi ha tempo di fare questa cosa che ho detto. Per cui ecco, le complicazioni sono tante, però qualche spazio, credo, spero ci sia ancora. Anche qui evocherei come prima fede, fiducia, come dire, sapere che si fa qualcosa in cui si crede, altrimenti insomma tanto vale. Grazie mille. Io vorrei dire in questo una piccola nota che appunto le case editrici non fanno più da palestra, questa è una triste e dura verità, però infatti forse proprio per questo negli ultimi 10 anni sono ritornate in auge a distanza esatta di un secolo in Italia le riviste letterarie e speriamo infatti di poter servire da palestra noi almeno. Del resto vogliamo ricordarvi che i primi 2 autori di questa rassegna, Giorgio Fontana e Paolo Sortino, vengono da 2 riviste, rispettivamente Eleanor Rigby e il Crise, quindi speriamo che questo meccanismo virtuoso delle riviste possa risultare efficace e quindi possa essere l'inizio di un percorso. Ora Marco, dato che finora abbiamo parlato ovviamente di letteratura e noi abbiamo accettato il tuo patto narrativo che fin dalla 5ª pagina ci hai citato poco fa, c'era una volta un principe, quindi il patto narrativo secondo cui ci raccontavi delle storie in chiave fiabesca, ma ora ti dobbiamo riportare alla realtà della cronaca. Chiamiamo il nostro giornalista Ruggero Fiorentino perché ci vuole sempre questa visione che dia un taglio trasversale più razionale e penso che Ruggero incentrerà appunto la questione più su quelli che sono i fatti più che sul letterario. Prego Ruggero. Certamente, grazie Gero per l'invito a questo pensatoio letterario. Allora, visto che Mancassola fa proprio una revisione letteraria della cronaca e con affilata tenerezza le strappa alla memoria tipicamente mediatica, in cui erano relegate da qualche parte, imbalsamate, e le rende ancora vive, le rende ancora storie vere. Sembrerebbe quasi voler dire che laddove la violenza ha dissolto, raccontare ricostruisce, scusami. E quindi, per non essere appunto confusi per sempre, come il titolo del tuo libro, quindi abbiamo ripercorso una cronaca italiana raccontata proprio con il piglio incredulo e sospeso della fiaba, tipico della fiaba. Quindi è un incontro soprattutto però con l'altra faccia della medaglia. Ora io però vorrei entrare più nello specifico e chiederti perché hai scelto 5 singoli episodi di cronaca nera in cui sono stati coinvolti solamente soggetti singoli, tralasciando fatti più eclatanti, e mi riferisco alla strage di Ustica, mi riferisco, andando anche più lontano,
alle Torri Gemelle, oppure a Bologna, alla strage di Bologna, che ovvero sono state stragi collettive dove sono state coinvolte più persone, quindi più morti e quindi più implicazioni. E lì mi ricollego al fattore notiziabilità, che è tipico della comunicazione di massa, in cui più morte fa più clamore fa più notiziabilità è uguale al ricordo collettivo. Quindi avresti potuto dare, secondo me, anche un impatto più numericamente parlando più forte. Tralasciando questo, volevo sapere se è stato un approccio, un approdo semplicistico nella propria composizione dei tuoi racconti, oppure non hai badato particolarmente a questa questione. Altra cosa, io non ho letto i tuoi passati successi, però volevo chiederti cosa c'è di affine con le tue altre opere, con i tuoi altri precedenti lavori, e se c'è un minimo comune denominatore che anche con argomentazioni diverse lasciano trapelare qualcosa che poi è essenzialmente l'altra faccia della medaglia, che è la cosa più importante che risalta in questo libro, l'altra faccia, cioè quella che non tutti riescono a ripescare. Scusate se mi prolungo, ti chiedo in maniera chiara se secondo te altri scrittori dovrebbero seguire un po' la tua tecnica, la tua stessa tecnica di scrittura, proprio per far resuscitare questi vecchi fatti di cronaca entrati forse nel dimenticatoio comune, e quindi scorporando però altre issue, quella che gli inglesi chiamano issue, altri fattori, altre qualità drammatiche che ravvivano o diversificano appunto la riflessione di ognuno. E io credo che se la realtà è irreversibile, la letteratura può ridare un senso alle cose. Beh, è vero che le stragi o certi episodi che hanno, come dire, reclamato più sangue, sembrerebbero in proporzione reclamare più attenzione, no? Più anche spettacolo. Tant'è vero che quando apprendiamo di un attentato, di un incidente, di un terremoto, di qualcosa di grave che accade, in modo più o meno consapevole, il primo dato che vogliamo sapere è il numero delle vittime, no? Quasi che lo dovessimo giocare all'otto, è quello che un po' morbosamente vogliamo sapere, perché quello subito ci dà il tono dell'importanza di un evento. Ah beh, sono morte meno di 10 persone, cosa vuoi che sia? Ah beh, sono morte 100, allora ci colpisce di più, no? Anche questa è una conta un po' cinica, ma inevitabile in qualche modo. Per quanto riguarda le scelte che ho fatto nell'andare a scrivere questo libro, cioè nello scegliere le storie, naturalmente ne ho considerate tante. Alla fine ho privilegiato quelle che, come si diceva prima, mi davano l'appiglio per il tratto fiabesco, per la rilettura fiabesca, cioè quelle storie in cui sembrava già esserci il protagonista di una fiaba, protagonista. E poi qual era davvero la scommessa? Come hai detto, quelle persone, quei personaggi, quelle vittime sono imbalsamati, no? Sono relegati in quel francobollo, in quella foto con cui spesso ci sono state mostrate. Pensiamo a quella piccola foto, quasi una fototessera, che è l'unica immagine con cui ricordiamo Alfredino Rampi, ad esempio, no? Questo bambino con la canottiera a riga. Quelle 2 o 3 foto con cui ci è stata mostrata Luana Anglaro prima dell'incidente diventano quasi delle icone, delle immagini, quasi delle bandierine che vengono usate, strausate, abusate, appiccicate dappertutto.
Ecco, come si fa a, quasi con un tocco di bacchetta magica, a vivificare quelle immagini, far sì che non siano più delle imbalsamazioni, delle icone che tutti usano a proprio piacimento? A livello di racconto bisogna trovare il modo di ridare umanità, ridare vita a quei personaggi, far sì che il lettore torni vicino a quelle storie, le senta proprio come fossero parte della sua stessa vita, dunque molto investimento sulla fisicità, sulle sensazioni dei protagonisti. Nel caso di Luana Englaro, in realtà il personaggio ovviamente non poteva che essere una bella addormentata che aspetta, però intorno a lei c'è tutta una vita, tutta una vicenda che accade, una spirale di eventi che accadono, che vedono protagonista il padre e altre persone. Ecco, il punto è ridare vita, è ridare umanità, è riportare vicino delle storie. Lo puoi fare molto più facilmente se hai l'umanità di una persona, in cui ci si riconosce e che in qualche modo ci può arrivare vicino. Molto più difficile sarebbe stato farlo con l'umanità di un gruppo di persone, in cui non riconosciamo di preciso nessuno. In questo senso, e sono strani questi equilibri, il singolo ha più potere drammatico, no? della folla. Tanto è vero che nei film in cui si rileggono stragi, le storie delle stragi, si mettono sempre delle storie immaginarie di qualcuno in particolare che poi finì in quella strage, perché è una prerogativa minima della narrazione, insomma, avere di preciso qualcuno che incarna la storia e la nostra commozione rispetto a quella storia, no? Cioè la nostra possibilità di essere mossi con quella storia. Ecco, allora, avessi dovuto scegliere storie di stragi, Ustica, piuttosto che questo tipo di vicende, avrei dovuto ulteriormente inventare, cioè inventarmi proprio dei personaggi immaginari o andare a cercare delle persone che erano state coinvolte, ma allora perché scegliere proprio quelle e non altre? Era tutto molto più semplice restando invece a casi singoli, e che in qualche modo erano, come dire, più facilmente vivificabili. Qui davvero parlo quasi da apprendista stregone, insomma l'incantesimo poteva valere in quella dimensione, più grande non avrei saputo come farlo, mettiamola così. Rispetto all'idea che questo è senz'altro un esperimento narrativo, non so quanto nuovo, originale, qualcuno mi dice che è molto originale, qualcuno mi dice no, l'ha già fatto Tizio 50 anni fa, no? Di fatto ormai non penso che sia più questa l'ambizione, di fare qualcosa di nuovo. Semmai l'ambizione è fare qualcosa che provochi in noi sensazioni nuove, provochi in noi sensazioni che sono antiche, vecchie come il mondo, ma ogni volta che vengono provate sono nuove, sono fresche. Allora la letteratura non fa altro che ricordarci di volta in volta la ferita, la cicatrice che abbiamo, da cui sgorga possibilità di empatia, di commozione, di vicinanza con le storie altrui. Che lo facciano altri scrittori sarei solo contento, ma non era certo questo l'intento, insomma, di dettare una via. E qui c'è davvero un investimento molto molto personale rispetto a ogni singola storia che ho guardato, riguardato, ritrovato nei suoi dati reali, leggendo archivi, giornali dell'epoca, alla ricerca di dettagli, di cose più specifiche che magari ci eravamo dimenticati, e che poi ho dovuto ogni volta trovare il modo di appunto rivivificare, riportare in vita. Ed è da questo che alcune storie sembrano delle fiabe fantastiche. In una c'è addirittura il viaggio al centro della Terra con Lidenbrock, i personaggi di Verne che arrivano. Altre storie come quella dedicata a Englaro invece hanno una chiave molto più realistica, quasi minimalista, perché ogni storia è stato un caso a sé, è stato un problema a sé. Trovare modo di ridare questo soffio. È un'avventura che è stata molto mia, molto personale, anche se mi pare che ci sia nell'aria un certo interesse degli scrittori più o meno giovani italiani rispetto al riscoprire la realtà, i fatti, la storia recente, la storia più o meno recente.
credo che tutto si inserisca in questo discorso sullo spettacolo che abbiamo fatto. Ecco, c'è una sorta di fame di realtà, l'appetito, la voracità forte di ritrovare quel famoso ripieno. Anche un narratore si pone, qualunque narratore si pone questo problema, dunque è scontato che più che mai si vada verso nuove commistioni tra narrazione, cronaca, rinarrazione e via dicendo. Ecco, questo è stato semplicemente il modo che mi è venuto, non tanto, non solo a tavolino, ma anche, come dire, via via, empiricamente, in un corpo a corpo con le storie. Grazie Ruggero. Ora invitiamo l'ultimo dei nostri intervenienti, che è Beniamino Biondi, che è un poeta e critico cinematografico. Ha ultimamente pubblicato una bellissima raccolta di poesie per la Pungitopo editore, una prestigiosa casa messinese, e ora sottoporremo, diciamo, ti sottoporrà lui quest'ultima domanda prima di passare velocemente la parola al pubblico. Prego Beniamino. Allora, buonasera a Marco Mancasole e buonasera a tutti voi. Questo libro pone delle questioni di metodo che noi avevamo già affrontato in occasione della presentazione del libro di Paolo Sortino, ovvero sia la legittimità da parte di uno scrittore di occuparsi di attingere a fenomeni di cronaca che hanno prodotto e generato dolore e morte. Io in quell'occasione avevo detto che è del tutto legittimo da parte di uno scrittore attingere a questi fatti, anche perché non può essere un libro né in positivo né in negativo che modifichi o restituisca il dolore che si è provato. Il libro è comunque un'invenzione, la cronaca, la realtà è tutt'altra cosa. E ciò detto, Paolo Sortino aveva espresso anche un concetto interessante. Aveva detto: non esistono dei fatti di cronaca, esistono dei fatti che poi la cronaca racconta. In realtà, a ben vedere, sì, sono dei fatti, però poi i fatti di cronaca diventano altro dal fatto, per le ragioni che avete anche voi detto prima e su cui non è il caso di soffermarsi. Perché i fatti di cronaca talvolta sono tali anche per caso, anche per noia della televisione, anche per ragioni politiche, perché spesso ci si occupa di fatti di sangue, spesso per spostare appunto l'attenzione rispetto alla politica, talvolta anche ci se ne occupa per effetto anche di uno stranissimo accanimento. Pensiamo ad esempio a Cogne, a ciò che è accaduto con Bruno Vespa, i 2 anni di servizi su Cogne, che hanno poi prodotto anche quegli effetti paradossali della televisione di cui parlavamo prima. Uno di questi è stato il Buontempone, che ha riprodotto le casette di Cogne che Bruno Vespa utilizzava durante le sue trasmissioni e l'ha vendute per un prezzo molto alto su eBay, quindi c'è qualche italiano che attualmente a casa ha la casetta e il plastico di Cogne. Un altro degli effetti paradossali era stato il sondaggio di una rivista scandalistica sugli uomini italiani, che trovavano Anna Maria Franzoni una donna, diciamo, molto molto erotica. Era diventata uno dei desideri nascosti degli italiani, una donna che, se non vedessimo per strada, sarebbe assolutamente insignificante, insomma, sia intellettualmente che fisicamente. E dico questo perché credo che tu hai scelto dei fatti che in qualche modo sono diventati per te paradigmatici di quello che è il nostro presente, cioè paradigmatici anche per l'analisi del nostro presente. Avresti potuto sceglierne altri, io credo che l'effetto sarebbe stato anche uguale. Hai scelto questi e sono effettivamente dei fatti molto molto gravi ed importanti. Quello che ho notato nella lettura del libro è certamente questo lato fiabesco, che tutti un po' hanno sottolineato, questa tendenza alla fiaba, e credo addirittura che se volessimo leggere il tuo libro alla luce proprio della morfologia della fiaba di Propp, credo che veramente potremmo farlo. E questo anche perché le fiabe, come tutti sappiamo, hanno un lato fortemente spaventoso, orrorifico. Pensiamo a Hansel e Gretel o Pollicino, sono fondamentalmente delle storie dell'orrore, quindi molto vicine anche a quello che hai fatto tu. Un altro approccio che ho avuto rispetto al tuo libro è l'averlo letto come si legge un po' un libro di minimalisti americani. Probabilmente un approccio che magari qualcuno potrebbe non condividere, io però lo sento molto fortemente, perché penso che tu hai avuto un'intuizione che molti scrittori italiani non hanno. Gli scrittori italiani hanno finito per interpretare il minimalismo come l'occuparsi di fatti quotidiani insignificanti, per cui la gente produce quintali di libri sul rapporto con i figli, sulla propria separazione, sul rapporto con i genitori, storie che non interessano fondamentalmente a nessuno, anche perché riguardano la nostra vita, e quindi è anche arrogante pensare che possano interessare i lettori. Tu invece hai scelto delle storie forti,
Come appunto forti sono le storie dei minimalisti americani, che erano delle storie sì ordinarie, feriali, quotidiane, ma simbolicamente erano delle storie tutto sommato agghiaccianti. Gero, che è lettore insomma di alcuni libri come me, lo sa benissimo, le storie di Pardio, di Barthelme, che tra l'altro ha scritto anche una Biancaneve, quindi ha fatto anche qualcosa di, diciamo, di fiabesco. Sono delle storie tutto sommato agghiaccianti. Ecco, io concludo perché i tempi sono stretti. Vorrei dire questo: credo che al di là del lato fiabesco il tuo libro, quello che distingue e connatura le tue storie sia tutto sommato quella che Hannah Arendt chiamava la banalità del male. Ecco, quando Hannah Arendt, su questo mi soffermo 30 secondi, ha scritto questo bellissimo libro sul processo di Eichmann a Gerusalemme, ha notato che i grandi gerarchi nazisti non erano degli uomini intellettualmente pregevoli, sovrumani, di grandissima intelligenza, erano tutto sommato degli uomini banali e fondamentalmente insignificanti. Ecco, ha notato che essenzialmente il male è molto banale. Ecco, io credo che nel tuo libro ci sia appunto questa banalità del male e ci sia anche la comprensione del fatto che spesso il male viene fatto non da persone appunto di grande intelligenza, che spesso sono marginalizzate, ma viene fatto dagli imbecilli. E quindi credo che la scrittura sia anche un modo appunto per dirci che al mondo esistono degli imbecilli, ma esistono anche delle persone intelligenti che attraverso la scrittura, attraverso la lettura possono anche, se non cambiare, quantomeno riuscire ad interpretare meglio questo mondo. Io ti ringrazio, la mia domanda è semplicissima. Quale statuto di realtà uno scrittore può attingere dai casi di cronaca? L'idea è che i casi di cronaca sono stati anzitutto dei casi umani, cioè dei casi occorsi a delle persone, alcune delle quali ancora vive, no? E dunque in qualche modo la letteratura come può permettersi, la scrittura come può permettersi di parlare quasi a nome di quelle persone, cioè di reinterpretare la loro storia, di renderle oggetto di una propria operazione. È ovvio che qui c'è un po' una presunzione che il narratore deve avere, un po' un atto forse quasi di arroganza, che magari prova a mitigare in qualche modo. Io ho usato dei piccoli accorgimenti, ad esempio nel libro quasi mai si nomina direttamente il nome dei protagonisti, perché mi sembra è strano, no? È come quando fai l'amore con qualcuno ma non lo baci, cioè ci sono delle cose che ti sembrano un limite oltre il quale è meglio non andare, perché significherebbe un'intimità, prendersi un'intimità che non hai il diritto di prenderti. Allora mi sembrava che potevo raccontare quelle storie, ma non potevo nominare i nomi dei protagonisti, perché il nome di qualcuno è una cosa molto importante, molto privata, molto intima. E allora ho trovato degli accorgimenti per non dare mai un nome, per evocare i protagonisti, però sempre con dei giri di parole, con delle formule. E questo non era un modo per rimuoverli, anzi, per me era un modo per rispettarli. Così come in generale ogni volta che procedevo mi immaginavo sempre questo racconto sarà letto da qualcuno che questa storia l'ha vissuta davvero, come potrebbe prenderla, no? E questo era pericoloso perché da una parte mi poteva un po', come dire, schiacciare, dall'altra però era uno stimolo per andare ancora oltre, per rendere il più evidente possibile che qui il desiderio non era sfruttare morbosamente qualcosa, ma rilanciarlo, proprio lanciarlo da tutt'altra parte, mandarlo nel cielo dell'immaginazione. Sono stato molto felice quando, dopo l'uscita del libro, ho fatto una lettura a Ferrara e tra il pubblico ho riconosciuto la madre di Federico Aldrovandi, che alla fine è venuta, insomma, abbiamo avuto un dialogo molto bello, e mi ha detto: nessuno aveva mai raccontato la storia di Federico così. La storia di Federico andava raccontata in tanti modi, no? Però così nessuno ancora l'aveva raccontata. Sono stato felice di vedere che lei, come dire, che non c'erano stati equivoci, che io non dovevo spiegare nulla, che tutto le era arrivato esattamente per come io l'avevo inteso. Quello credo sia stato proprio il momento più emozionante di tutto ciò che è venuto dopo l'uscita del libro. È come camminare, sostanzialmente come camminare su una corda, è questione proprio di equilibrio.
voler attingere a certe storie che presuppongono il dolore di qualcuno e pensare di poterlo fare senza provocare ulteriore dolore o fastidio, ma anzi forse provando a fare qualcosa di interessante, di buono, di utile. Non perché poi ci sia bisogno di te che vai a reinventare quelle cose, cioè comunque il dolore ormai c'è stato, le vittime sono morte ovunque siano, non hanno bisogno di me e della mia narrazione. Però sapere che quelle storie in qualche modo sono diventate pubbliche e fra molte virgolette, ci appartengono perché ci hanno coinvolto e dunque tutti in qualche modo meritiamo un piccolo risarcimento rispetto a quelle storie, rispetto allo sgomento che ci hanno provocato. Grazie. Grazie Beniamino. Adesso passiamo a quelle che sono le domande del pubblico, dato che volge al termine la serata per motivi televisivi. Invito tutti alla brevità. Vedo che qua c'è un primo intervento dell'avvocato Arnone. Prego, avvocato. Mi raccomando, lei conosce il piccolo. Sì, io mi sono letto 32 pagine del libro ascoltando diciamo i vari interventi, e in particolare ho letto Un cavaliere bianco, la storia del piccolo Di Matteo, e devo dire che non ricordo una lettura così intensa sotto il profilo della crescita di una coscienza antimafiosa. Sono pagine bellissime, con flash che francamente lasciano quasi senza parole, e credo che sarebbe una grande operazione culturale diffondere questo racconto nelle scuole. Il racconto credo che si chiami letteratura spina di pesce, mette assieme la storia del bambino in carcere con la storia che procede negli anni di una ragazza dodicenne che era a scuola col bambino ed era sostanzialmente in preda di una piccola cotta, menche adolescenziale per il bambino, è figlia di un mafioso, la ragazza che è la cotta, probabilmente il mafioso che nasconde l'acido con cui si sciolgono i cadaveri dei mafiosi e con cui verrà sciolto anche il cadavere del bambino, e vi è questo parallelo di queste due vite, tutte e due distrutte, parallelo bellissimo perché segna la sconfitta di tutti i protagonisti negativi. Io non ho finito il racconto, però conosco la storia ovviamente. Lo Scanna Cristiani, cioè Brusca, quello che è il mandante, l'organizzatore, viene prima sconfitto da Di Matteo padre, che malgrado l'atto intimidatorio non si pente di essersi pentito, non torna indietro, e quindi c'è quella pagina bellissima che credo sia pagina 75, anzi è pagina 75, dove si descrive lo stupore dell'intera mafia che pensava di avere avuto un'idea geniale nel prendere il bambino figlio di un pentito, rapirlo per far tacere il pentito. Il pentito non tace e tutta la vicenda si ritorce contro. Sono bellissime le pagine in cui si descrive anche il terrore dei carcerieri che si vedono circondati dai fantasmi nel tenere prigioniero per mesi e mesi questo bambino che si va spegnendo da solo in questa prigionia nelle bunker. Tutti fatti veri che andrebbero studiati nelle scuole e che rimuovono, come dire, dentro ognuno di noi qualcosa di molto molto profondo. Io sono estremamente contento di essere qui questa sera e di poter spendere in questo luogo queste parole. Mi sono anche segnato delle pagine particolarmente significative, la scoperta della ragazza dei bidoni di acido mentre cerca con l'amica l'acqua ossigenata per tingersi i capelli,
o ancora il tedesco, cioè il principale dei carcerieri, che spera che irrompa la polizia, che alla fine arresti anche lui, ma liberi il bambino e gli eviti la fine. E poi il contrasto, che non so se sia avvenuto nelle aule di giustizia, tra il principale dei carcerieri e Brusca, sul momento in cui si è deciso di uccidere il piccolo Di Matteo e su come la decisione è stata esternata. Tutta questa vicenda è distruttiva per la mentalità mafiosa, mette a nudo quella che è semplicemente un'accolita di assassini contro cui si rivolta il mondo omicida che hanno creato. Vado ovviamente a concludere. Sono molto orgoglioso di questa proposizione che state realizzando Comune di Agrigento e Teleacras, perché al di là del numero non esaltante di persone che siamo qui presenti, attraverso il meccanismo mediatico e televisivo noi inondiamo la realtà agrigentina e siciliana, perché questa è un'emittente che viene vista molto al di là di Agrigento, di un evento culturale che è di grande spessore. Francamente non credo che in Sicilia si siano collezionati altri momenti di qualità come quelli che ci sta proponendo Gero Miccichè con Amedeo Bruccoleri e il Comune di Agrigento. Sono discussioni di un livello particolarmente elevato. E in me si muove, e concludo proprio, qualcosa di molto particolare, perché ho un ricordo specifico che appartiene alla storia di Agrigento. Sotto questo ulivo si presentò nel luglio del 1988 il primo libro che io ho pubblicato, Mafia, il processo di Agrigento. Lo venne a presentare Paolo Borsellino. Tengo molto alle pagine che ho letto sulla storia del piccolo Di Matteo, perché appunto quello di allora fu il primo libro sulla mafia che veniva a pubblicarsi nella realtà agrigentina. E era difficile, in parte lo è tuttora, le censure ci sono, ma all'epoca la diffusione di quel libro fu addirittura ostacolata. Per questo io credo molto in opere come quella che ho letto in questo libro. Nelle librerie arrivarono persone, diciamo, molto convincenti che dissero ai librai: questo libro non s'ha da vendere. Fui chiamato dai librai di Favara, di Ribera, e mi dicevano: guardi dottore, si venga a riprendere, all'epoca non facevo neanche l'avvocato, si venga a riprendere il libro perché noi non possiamo venderlo. La mia non è una domanda vera e propria, anche se, come dire, un interrogativo me lo pongo. Come è venuto in mente di ambientare in questi termini così efficaci la storia di Di Matteo, ricollegandola alla figlia del mafioso? Non lo so neanche io di preciso come mi è venuto in mente. L'idea narrativa è che se la scomparsa di qualcuno, soprattutto la scomparsa drammatica di qualcuno, è un vuoto, è un buco, no? Anche laddove c'è stato, noi conosciamo dalle cronache quel buco, ma non immaginiamo esattamente cosa può esserci, chi può esserci intorno a quel buco, a quell'assenza. Per cui il lavoro non è stato altro che immaginare chi poteva esserci intorno a quel banco vuoto, alla scomparsa di quel bambino. Beh, ad esempio una compagna di classe, e poi tutta la storia è venuta un po' da sé. In particolare questo funzionava rispetto a una storia di mafia, che la mafia alla fine, tra le tante cose, è anche questo, suppongo, un meccanismo che produce voragini, un meccanismo che trasforma la società in una specie di campo minato. E il coraggio di questa ragazzina, in qualche modo, mosso un po' dal suo amore infantile, un po' dal fatto che lei ha un talento speciale, disegna, vede le cose in modo diverso. E il suo coraggio, come dire, è rifiutare di camminare su questo campo minato, dover schivare via via le buche, le voragini che ci sono intorno a lei. Tanto è vero che lei poi un po' sceglie, un po' viene costretta ad andarsene, finisce a Roma, finisce in un collegio, e poi via via la sua ossessione, la sua volontà di
far vivere ancora questo bambino che invece è morto. A un certo punto si è saputo che il bambino è morto, mentre lei è cresciuta, no? C'è quasi un rimorso da parte sua. Lui è morto, invece io sono diventata grande. E qui c'è anche il trauma di dover diventare grandi. Dunque lei, come dire, diventa quasi una sorta di vergine bianca, si vota la memoria di questo compagno scomparso, non trova un fidanzato, guarda, come il pezzo che si leggeva prima, guarda la società, la socialità dei suoi coetanei da lontano, è tutto bellissimo ma lontano, non la riguarda. E questa ragazza scivola via via appunto in una forma di schizofrenia, di disturbo mentale, tanto che poi finisce in una clinica, ma lì la sua storia avrà una svolta, ecco, per cui non l'accenno. Lì invece lei in qualche modo sì, che si salverà. Bene, io volevo sapere se prima di chiudere c'è qualche altra domanda, altrimenti lasciamo al nostro caro Massimo Muglia che gli abbiamo affidato un compito delicato a chiusura ogni volta, quello di fare il messaggio promozionale per l'autore. Quindi prego Massimo. Sì, il messaggio promozionale te lo faccio subito, anche perché dico sempre non è sufficiente assistere alla presentazione del libro, poi i libri vanno letti, vero Peppe? Vanno letti acquistandoli possibilmente da Amedeo. Qualcuno protesterà per i consigli degli acquisti che faccio io, ma siccome li faccio col cuore, perché poi è bello leggere libri attraverso il mezzo televisivo, riusciamo anche a divulgare letteratura under 35, questa è la cosa che volevamo fare. Io in conclusione ho il triste compito di ringraziare chi ha consentito anche di utilizzare questo magnifico luogo, la dottoressa Costantino e l'architetto Vecchio, tra l'altro qui presente, che ringraziamo per essersi messo a disposizione. Però voglio farti una domanda, mi ci hai portato tu con una tua citazione, puoi anche non rispondermi. Qualcosa c'è di heideggeriano nei tuoi libri, nella tua letteratura, non soltanto in questo, ma anche in tutta la tua produzione? C'è un filo, c'è un'ispirazione, la fine della modernità, la fine della metafisica, la crisi della metafisica oggi cosa comporta? Avrei capito che da Platone in poi ci avevano raccontato solo fesserie, ha qualche influenza nella letteratura contemporanea, in particolarmente nella tua? Questa è una domanda tosta. Credo assolutamente di sì. Con quanta espliciticità non lo so, nel senso che non so se sia evidente. E poi, come dire, io sono cresciuto leggendo Kafka e Proust, ma non credo che i miei libri c'entrino con Kafka e Proust. Credo che ciò che di heideggeriano c'è nella letteratura contemporanea sia comunque la nostalgia per l'autenticità, per l'essere, per la capacità di usare la morte come grimaldello per la vita. Questa cosa che Heidegger giudica persa decisamente da secoli e millenni, e che la letteratura, forse anche contemporanea, appunto, ripeto, in modo più o meno consapevole, cerca invece di resuscitare di volta in volta. Poi c'è anche tanta letteratura che invece se ne frega e che è del tutto complice con questa perdita di senso e di autenticità. E ripeto, io ho rispetto per il lavoro di tutti, lo dico sinceramente, penso che io ci ho provato a volte a scrivere il bestseller, no? Ogni tanto ci sono questi pranzi che faccio ogni tanto con mia gente che mi dice ma cosa, cioè, tu le sai scrivere certe cose, certe pagine, certi dialoghi, sei uno storyteller, scrivi un cavolo di roba un po' più commerciale, no? che ci mettiamo a posto tutti quanti. E io, come no? Però in qualche modo ognuno fa il suo lavoro, è pazzesco che ognuno fa il suo lavoro e quando prova a fare il lavoro di un altro non gli viene bene, non funziona, non convince nessuno. Ecco, se c'è un lavoro che penso di poter fare poi è riflettere su tutto ciò che nella mia vita manca, cioè su tutto ciò di cui sento nostalgia nella mia vita e che in qualche modo mi illudo sia un sentire anche condiviso che riguarda la mia epoca. Ci sono tante cose che i miei contemporanei, come dire, considerano con nostalgia, no? Pensano con nostalgia. Tra queste c'è appunto una forma di autenticità di fronte all'altro, di fronte a se stessi, di fronte
alla realtà, tanto evocata stasera, di fronte al segreto della morte, che in teoria dovrebbe essere quello di aiutarci a vivere meglio, e che invece diventa ossessione paralizzante. Sì. Grazie. Allora, con questo auspicio di autenticità, speriamo tutti di assecondare questo tuo auspicio, concludiamo sì, poi con la lettura, ma con sempre il consiglio di andare alla libreria Capalunga per acquistare Marco Mancassola, Non saremo confusi per sempre. Grazie. Grazie Massimo, grazie Marco. Io prima di concludere volevo aggiungere un'altra cosa. Di heideggeriano forse la letteratura oggi dovrebbe avere un'altra cosa. Heidegger diceva che per sentire l'essere un uomo debba mettersi in posizione d'ascolto, e allora poi lui faceva riferimento direttamente alla Bibbia. Ecco, ma il primo lavoro dello scrittore non è scrivere, non è creare, è in realtà ascoltare, recepire e poi elaborare. Quindi l'ascolto è forse la prima fase veramente necessaria per ogni scrittore, per chiunque crei qualcosa. Questo è un libro che ci dimostra quanto Marco Mancassola, ma io vi consiglio il resto della sua prosa, il resto dei suoi lavori, perché Marco Mancassola è uno scrittore dalle grandi capacità sensibili, dalla grande sensibilità. Ve lo voglio dimostrare con questo passo, sono le ultime pagine del libro, è l'ultimo racconto, e Marco Mancassola parla della morte di Federico Aldrovandi, è già morto, è già diventato un fantasma. Gustav non aveva mentito affatto, affermando che prima o dopo avrebbero smesso di sentirsi confusi. A dire il vero, non c'era stato un momento preciso, né un punto esatto in cui tutto fosse stato compreso. C'era stato soltanto questo senso di riconoscere, con lenta naturalezza, qualcosa che era evidente da sempre. La realtà ondeggiava, fluida e sottile, gonfiando e sgonfiando, pulsando con forza in uno spasimo di dolore, di meraviglia possente. Adesso il ragazzo si sentiva pronto, non si sarebbe tirato indietro, soltanto lasciarsi andare, affidarsi a questo pulsare, a questa calda forma d'onda, senza paura. Semplice in fondo. Era il miracolo della morte, il miracolo della migrazione. Tutto era teso, sul punto di cambiare. La prigione svaniva. Ogni violenza veniva dimenticata. In silenzio il ragazzo ringraziò il mondo per averlo ospitato. Prima di andarsene si piazzò davanti a una delle telecamere. In fondo era venuto fino a qui per questo, per migrare senza rimpianti. La luce lo avvolse come un mantello. Con l'amore più puro che aveva mai provato, aprì le braccia e sorrise. Il cucchiaio le cadde di mano. La madre si alzò di scatto e guardò un'altra volta lo schermo. Tornò a sedere e si alzò di nuovo e iniziò a piangere. Un pianto caldo, torrenziale, benefico come un disgelo. La tazza di cereali che fino a pochi istanti prima stava consumando emanava un dolce aroma familiare. Si scostò dal tavolo e barcollò fino al televisore. Non sapeva perché le fosse capitato di accedere su quello squallido show. Quello spettacolo triste di gioventù in gabbia, quella serie di immagini che non mostravano altro, a una simile ora del mattino, che ragazzi addormentati e stanze desolate. Non lo sapeva, stava tremando e ancora piangendo, eppure sentiva una pace imprevista, un sollievo straziante espandersi in lei. Provò a parlare, ma non uscì alcun suono. Fu meglio così. Nella cucina, la luce silenziosa dell'inverno. E lei, in piedi, a contemplare l'ombra pallida sullo schermo, contemplare la linea di quelle due braccia allargate. Vedeva il sorriso del ragazzo, vedeva il suo volto. Seppe con certezza che questo era un saluto, un dono che lui aveva voluto farle, l'ultimo miracoloso dono di suo figlio. Fissò il volto che aveva visto crescere, un volto simile al suo e che derivava dal suo. La madre si specchiò nel figlio e fu un momento di ultimo perfetto amore. Appena lui fu scomparso, sorse il dubbio di averlo sognato. La madre si prese il volto tra le mani e si chiede cosa avrebbe fatto ora. Restò in quella posizione per almeno un paio di minuti. Restò così fino a quando tutto sembrò farsi calmo e lei riuscì a distinguere la pulsazione del proprio cuore.
Cos'è successo? Il marito era sulla porta della cucina, vestito a metà, si aggiustò gli occhiali sul naso e le lanciò uno sguardo apprensivo. Ti senti male? Lei si scosse e gli andò incontro. Lo abbracciò con forza sulla porta della cucina. Sto bene, disse con semplicità. Lui se n'è andato. Adesso se n'è definitivamente andato. Oh, fece l'uomo con tono incerto. Ricambiò l'abbraccio. Certo che se n'è andato, sospirò, senza capire ciò che lei intendeva. La madre rinunciò a spiegare, lo avrebbe fatto più tardi. Era sicura di non aver sognato. La gratitudine che sentiva era troppo intensa per essere stata provocata da un sogno. Continuò a stare così, abbracciata a quell'uomo, colui che aveva condiviso con lei per 18 anni l'avventura di allevare un figlio. Restò così, senza parlare, respirando piano, consapevole che qualcosa stava crescendo in lei. Una determinazione sconosciuta, un coraggio che non aveva mai saputo di avere. Suo figlio se n'era andato, lei rimaneva. C'era così tanto da affrontare. Sono abbastanza forte, annunciò. Sono forte. Quel mattino, in zone sparse del paese, altre madri videro apparire il proprio figlio perduto per pochi preziosi istanti sullo schermo del televisore. Erano lì, davanti ai loro occhi, figli perduti in circostanze violente, figli morti nell'ingiustizia, figli immolati da una nazione troppo stupida e cieca. Ogni madre pianse, ognuna ricevette l'ultimo saluto del figlio e ognuna apprese di avere in sé una forza inaspettata. Fu un mattino di nitida, sconvolgente verità. Persino laggiù, in quella famigerata casa, i concorrenti ufficiali ancora in gara si svegliarono di soprassalto, tutti insieme, colmi di un inspiegabile senso di nostalgia. Non avevano idea del perché si sentissero così. Tutta la giornata si trascinarono senza vigore, più svogliati del solito, sentendosi come abbandonati e al tempo stesso avvertendo un oscuro sollievo. C'era nell'aria la sensazione indefinita di un qualcosa che si fosse compiuto. A essere onesti, dovevano ammettere che non vedevano l'ora che lo show terminasse e di poter lasciare questa dimora puzzolente. Che i concorrenti avessero la testa altrove doveva essere chiaro, poiché quel giorno lo show apparve sottotono. In tutto il paese, numerosi spettatori si annoiarono al punto di spegnere il televisore. Nessun altro aveva visto i fantasmi sullo schermo. Si era trattato di un miracolo privato, ma parecchi spettatori si sentivano stranamente turbati. Alcuni quel giorno restarono a lungo assorti, alcuni chissà perché confessarono a qualcuno cose mai confessate, alcuni piansero per la prima volta dopo anni per qualche apparente sciocchezza, per la bellezza di un prato vuoto o per la fine di un animale schiacciato lungo la strada. Alcuni si avventurarono in una breve passeggiata, uno straordinario cielo bianco sull'intero paese, aerei silenziosi a 10.000 metri d'altezza, treni stanchi lungo le pianure, vivi e morti che coesistevano, avvinghiati gli uni agli altri, disputandosi lo spazio. Ed ovunque, come sempre, diffusa come un pulviscolo, la solita disperata urgenza di fuggire da qualche parte, pur senza sapere dove dirigersi. Perciò, quel giorno, ad alcuni apparve chiaro che non ci fosse altra via d'uscita che questa, verso il dentro, verso il centro della propria difficile umanità, attraverso il pozzo che il dolore di ognuno scava, silenzioso, fino a congiungersi con l'infinito. Grazie a tutti voi, grazie a Marco Mancassola, grazie a Massimo Muglia, grazie ai nostri intervenuti, grazie a Amedeo Bruccoleri e grazie, ci vediamo il 26 agosto, ci sarà l'ultimo appuntamento con Vincenzo Latronico, chiuderemo questa rassegna in un luogo significativo che è la casa di Luigi Pirandello. Prossimo appuntamento 26 agosto alle 19, casa di Luigi Pirandello, Vincenzo Latronico, La cospirazione delle colombe. Grazie ancora.